Dispiace perché i 3 punti erano importantissimi oggi per il morale, per il lavoro, per la società, per tutti. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto una partita a livello tattico perfetta, non gli hanno concesso niente, solo che l'unica volta che eravamo un attimo messi male dietro hanno ricevuto questo lancio che purtroppo ci hanno castigato. Peccato perché i 3 punti erano veramente fondamentali. Una manovra che si è sviluppata soprattutto fino alla 3/4, poi davanti insomma, ma sappiamo quali sono i problemi. Davanti adesso è arrivato anche Hendry, questo brasiliano, che dà sicuramente un po' di più di qualità. È chiaro che stiamo lavorando sui movimenti, sulle geometrie, sui concetti di calcio offensivi, però sappiamo che in 15 giorni non è facile trasmettere queste capacità, però insomma adesso lavoriamo. Oggi era difficile anche perché loro sull'aspetto difensivo sono una bella squadra, sono forti, noi abbiamo dei ragazzi ingenui, ragazzi ancora un po' inesperti. Adesso con questo arrivo dobbiamo assolutamente migliorare la fase offensiva. Ecco, tra 7 giorni c'è il Portogruaro, è una partita ovviamente che si commenta da sé. Ma il derby può succedere di tutto, è inutile nascondere la qualità di loro perché sarebbe assurdo. Noi andremo là a fare la nostra partita, organizzati come oggi, e sperando appunto di riuscire a fare qualcosa in più in fase offensiva.